Giallo sul vertice per l'autonomia delle regioni di oggi pomeriggio. Indiscrezioni, fonti di Palazzo Chigi dicono che sarebbe stato rinviato, ma al momento non ci sono conferme. Legati e picchiati per 1.000 euro sconcerto Campodoro nel Padovano dopo l'assalto in villa che l'altra notte ha visto vittime dell'agguato l'ex sindaco del paese e la sua ex consorte. Caro affitti delle case popolari, monta la protesta degli inquilini che chiedono alla Regione di cambiare le regole per determinare i nuovi canoni. Ascolti record ieri sera a Ring, il talk show di Antena 3, tra i temi affrontati nel dibattito l'autonomia del Veneto e la questione caro affitti Ater. Aggrediti da una gang di giovani dopo una lite per una sigaretta, è accaduto a Treviso, vittima un veterinario ferito con un coltello e un suo amico. Emergenza medici vista dal sindacato, migliorare la programmazione universitaria e dare più possibilità ai giovani di operare nei grandi ospedali, ma soprattutto bisogna pagare meglio i professionisti della salute. È iniziata una settimana bollente sul fronte del caldo, previste temperature molto elevate con afa e notti tropicali perché saranno altissime anche le minime. E buongiorno e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questa è la nostra prima edizione. Bene, avevamo preparato, ve lo diciamo, un titolo completamente diverso fino a pochi minuti fa perché per oggi era previsto, come sapete, come sapeva anche tutta la politica, un nuovo vertice sul fronte dell'autonomia dopo lo scambio delle lettere dei giorni scorsi tra premier e governatori del nord. Proprio il premier Conte doveva essere protagonista di questo nuovo vertice ristretto con i ministri, compresa ovviamente anche Erika Stefani, fino a una notizia di pochi minuti fa. Dopo le lettere, le accuse, i fuochi incrociati, il giallo dell'incontro che non c'è. Per tutti l'aggiornamento del tavolo autonomia e la presenza del premier Conte era oggi pomeriggio, un prevertice saltato ieri che veniva convocato nuovamente oggi dopo le 15 e nuove speranze fino alla notizia battuta dall'ANSA pochi minuti fa. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che incontri non sono in programma, ipotesi non concretizzata non per motivi politici ma per ragioni di agenda. E così crollano di nuovo le poche certezze. Così diceva Di Maio ieri sera. Vanno ascoltati i governatori, dobbiamo ascoltare i governatori che chiedono dialogo, noi dobbiamo essere disponibili al massimo su questo dialogo per creare un'autonomia che rispetti i principi costituzionali, l'unità nazionale. Se qualcuno sta giocando a spaccare il governo o a spaccare l'Italia, questo non lo permetteremo a nessuno. E a 20:10 il leghista Villanova ribadisce l'utilità di includere nella riforma l'assunzione dei docenti in regione. Quando si fa l'autonomia si intende dire che si ricevono dei soldi per accollarsi le spese che servono a garantire quel servizio. E gestirli in autonomia. È logico che noi non chiediamo i soldi per investirli nella borsa azionaria. La capacità di una regione che chiede l'autonomia su un servizio è quella di gestirla meglio di come fa lo Stato. E quindi se lo Stato oggi spende 2,3 o 2,8, la sfida è quella di riceverne 2,3 e spenderne magari 2 oppure 2,3 ma offrendo un servizio migliore. Certo. Questa è l'autonomia, no? È quello che stiamo chiedendo. I 9 decimi non ci sono, i soldi in più non ci sono. L'abbiamo già capito da diverso solo tempo, con l'istruzione è il 28% in più del bilancio regionale. Ma ci sono anche il 28% in più di costi, è chiara sta cosa, il bilancio ha 2 colonne, ci sono i costi e i ricavi. Onorevole, certo, ma se noi facciamo arrivare soldi in più, sono i soldi in più che rimangono sul territorio e non vanno a Roma. Sì, ma gli gli stipendi che voi volete pagare agli insegnanti che assumete vogliamo assumere noi gli insegnanti, vogliamo fare in modo che gli insegnanti rimangano in Veneto e non tornino al sud, che non lasciano le cattedre vuote. Di soldi al sud non mi parli lei, voi che avete approvato il reddito di cittadinanza. Allora, tra l'altro pochi minuti fa l'intervento del governatore della Campania Vincenzo De Luca dopo l'iniziativa della regione Campania di febbraio di quest'anno mi pare che si stiano rendendo conto, fino a quel momento dormivano tutti, si sono svegliati finalmente, dice De Luca,
hanno capito che qui rischiamo non solo l'unità d'Italia ma il declino del mezzogiorno d'Italia, l'ha detto il governatore della Campania. Credo che sia sbagliato alimentare contrapposizioni o accapigliamenti con i colleghi del nord, bisogna mantenere un clima di confronto molto civile partendo dalla non ideologizzazione di questo problema. Veniamo alla cronaca in diretta da Campodoro nel Padovano. Guido Barbato, sconcerto dopo l'assalto in villa che l'altra notte ha visto vittime dell'agguato l'ex sindaco. Mi sa che è caduta la linea, oggi non ce la facciamo proprio a sentire Guido. Italo, se riusciamo a ripristinare il collegamento, anche perché così poi ci aggiorna in diretta Guido Barbato per quanto riguarda, dicevamo, questo assalto in villa. Ora è il momento delle indagini, non tanto per il bottino, certo cospicuo, 1.000 euro, ma insomma per il violento pestaggio ai danni dell'uomo che si trovava nell'abitazione di Campodoro, come dicevamo. Andiamo al caro affitti, le proteste per esempio a Treviso nel quartiere San Liberale. Io volevo dire al signor Zaia che ha sbagliato a far aumentare gli affitti a persone anziane che vivono qua da 52 anni, che hanno una pensione minima, hanno lavorato una vita, si sono messi via dei risparmi per la vecchiaia. Protesta ATER Nuovo Atto. Qui siamo in via Sicilia, nel cuore del villaggio trevigiano di San Liberale, costruito negli anni 60 proprio per l'edilizia popolare. Anche qui sono gli anziani ad essere i più arrabbiati per aver visto quadruplicare in un sol colpo l'affitto. Le ultime state 90 e adesso è già 490 passa, tutte e tre. E lei vive di pensione? Niente da pagare perché tanto bisogna pagare, perché in Italia bisogna pagare. Sotto accusa Isee Ater, che calcola anche i risparmi di una vita e la soglia di reddito oltre i 20.000 euro, per la quale si è a rischio sfratto. Il TPR. Devo nasconderlo perché ho il TPR che supera i 20.000 euro. Da quando in qua un ente pubblico applica 300 euro è usuria. Perché scusa se tu, io devo votare questo per vedere se si sta bene, invece le case cosa fai? Le case gli dà a chi non ha reddito, che non ha niente, vuol dire a extracomunitari, no, agli altri italiani che hanno fatto le case lavorando una vita. Parlo per mia madre, Pascolo Bruna, che è qui da 52 anni, vive di sola pensione di reversibilità e abita in una casa che non è a norma, non lo è, ha le crepe certificate da uno del comune che ha detto che sono pericolose, che possono cadere in testa da un momento all'altro, l'impianto elettrico del 59 senza il riscaldamento, dunque gli hanno triplicato l'affitto. A lei se le fanno la proposta si compra la casa? Compra la casa, sì, con tutti i lavori che ha fatto, con tutti i lavori che dovrebbe avermi fatto lavori. Il signor Zaia che provvede di fare qualcosa, che è meglio. Grazie Zaia. E anche di questo abbiamo discusso ieri sera nel corso della puntata di Ring, tra l'altro record di ascolti, il talk show più seguito. Al centro del tema del dibattito di ieri sera ovviamente l'autonomia. In attesa di questo vertice, come sapete, appunto dicevamo in apertura del TG, c'è un grande mistero, un giallo su questo vertice che oggi pomeriggio di fatto non si terrà, come hanno fatto sapere fonti di Palazzo Chigi, ma anche dell'aumento dei canoni ATER abbiamo discusso. Vediamo. Quando io sento dire che gli italiani che si sono costruiti le case adesso si trovano a dover pagare, cioè, questi qua non sanno costruire niente, attenzione, perché è giusto che i veneti sappiano, queste sono persone che hanno vissuto per anni a prezzi agevolatissimi in case popolari perché avevano delle condizioni di un certo tipo. Noi oggi facciamo una cosa molto semplice, ma se tu hai 300-400 mila euro in banca, vuoi continuare a pagare 20 euro di affitto in una casa popolare? Quelli sono casi limitati. Non soltanto casi limitati, perché l'introduzione dell'ISEE non è che ti dica devi avere 15 milioni di euro. Tu fa un calcolo dei tuoi averi, cioè se non corrispondi paghi di più. Mica nessuno ti caccia, paghi di più. Dice questo perché va a ponderare è lo stesso criterio per gli aiuti a scuola, cioè l'ISEE è un meccanismo trasparente che serve per avere gli aiuti a scuola, per avere sussidi, è un meccanismo trasparente per capire la tua reale capacità. Cioè io ti lascio dentro la casa popolare a prescindere dalla tua ricchezza, ma se non scherzare.
Ma poi sono dei casi, sono eclatanti, noi li abbiamo visti, sono dei casi eclatanti. Berti, su questo? Ma no, tra l'altro Venezia purtroppo ha il record dell'abusivismo, cioè questo è il vero tema. Oggi 3/4 dei casi di abusivismo sono solo nelle questioni ATER di Venezia, e quindi per primo bisognerebbe partire sanando anche quello, andando a recuperare, perché questi stabili purtroppo poi sono anche in condizioni pericolose. Mi ricordo una volta siamo andati anche con una troupe di Rete Veneta proprio per aiutare delle persone che si trovano a pagare degli affitti e poi, ne parlavamo prima, al piano di sotto c'erano gli abusivi che avevano staccato fisicamente le leve dei contatori per non farseli chiudere. Allora siamo riusciti a ricontattare Guido Barbato da Campodoro. Allora Guido, qualche aggiornamento, insomma, non so se anche sul fronte delle indagini dopo questa violenta rapina in villa c'è qualche novità? Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti. Ma noi abbiamo cercato di sentire un po' i paesani della coppia che ha subito questa rapina domenica sera, perché dalla villa Garro non si muove ovviamente nessuna voce verso la stampa, si stanno facendo le pulizie, quindi qualcuno in casa c'è e probabilmente si vuole anche rimuovere ciò che di brutto è stato lasciato da queste presenze sgradite nella villa di via Ceresone, sulla strada provinciale che porta a Camisano Vicentino. Campodoro è un comune non molto grande, non molto popolato, ai confini con la provincia di Vicenza. Il fatto che sia un comune di confine forse gli fa pagare qualche disservizio, forse anche per quello che riguarda la tempestività degli interventi delle forze dell'ordine, proprio perché posto a cavallo tra due province. Ma di questo casomai abbiamo appunto parlato con qualche concittadino delle due persone rapinate. I cittadini sono oggettivamente sconcertati da quello che è successo in un paese di questo tipo, dove molti lasciano la macchina aperta, anche le porte di casa aperte, salvo poi dirti sono venuti in casa mia almeno 2 volte. Certo, un conto è che vengano i ladri quando tu sei assente, un conto è che vengano in casa tua, che ti aspettano al rientro a casa e ti danno dei pugni e ti portano via dei contanti. Gerardo Garro è anche stato ex sindaco di Campodoro, ex consigliere provinciale negli anni 90, è stato anche dipinto dai suoi compaesani come una persona generosa che ogni tanto dà anche qualche contante a chi passa e ha bisogno. Qualcuno avrà intuito questa sua generosità come anche una presenza di liquidità in casa più alta, poi alla fine i ladri, come avete sentito, se ne sono dati con 1.000 euro, ma lasciando un trauma molto grosso nella famiglia. Grazie Guido, grazie davvero, dovessero esserci aggiornamenti torna a collegarti con noi, grazie, buon lavoro, poi gli aggiornamenti nei telegiornali di questa sera a partire dalle 18:30. Prima di andare avanti solo un'ulteriore novità, anche perché da Vicenza Carlo Inghileri ci conferma, ha parlato con fonti, con il portavoce del ministro Erika Stefani, che conferma come non vi sia la convocazione per alcun vertice sull'autonomia, come invece si sapeva per il pomeriggio di oggi. Quindi questo è il mistero adesso svelato, ma fino ad adesso così sapevamo insieme anche ai colleghi di giornali e altre testate. Grave incidente stamani nel Bellunese, ci aggiorna in diretta Tiziana Bolognani. Tiziana. Sì, buongiorno da Belluno. L'incidente è accaduto stamani verso le 6:30 sulla 50 fra Belluno e Ponte nelle Alpi in località Andreane. Un'auto che viaggiava in direzione Belluno, probabilmente a causa di una manovra di sorpasso, si è schiantata frontalmente con un camion della Formenti Trasporti che viaggiava sulla carreggiata opposta. L'impatto è stato violentissimo, come testimoniano le primissime immagini. Il conducente dell'auto è stato estratto in gravissime condizioni dall'abitacolo del veicolo. Si tratta di un 20enne di origini brasiliane residente nel Bellunese che stava rientrando a casa dopo aver concluso il turno di notte in fabbrica. Dopo essere stato stabilizzato al pronto soccorso di Belluno, il giovane è stato trasferito all'ospedale di Treviso. Sotto shock ma illeso l'autotrasportatore, che per evitare lo schianto ha frenato bruscamente, circostanza che ha generato il tamponamento del camion da parte di una vettura che lo precedeva. Il conducente di quest'ultima ha riportato la frattura del polso. La strada è rimasta bloccata per diverse ore per consentire rilievi alle pattuglie dell'ufficio infortunistica della Polstrada di Belluno e della volante e la rimozione dei mezzi toccata ai vigili del fuoco. Le auto sono state deviate sulla sinistra Piave, dove il traffico si è riversato congestionando la viabilità da e per Ponte nelle Alpi, tornata regolare solo in tarda mattinata. Per ora è tutto, a voi. Grazie Tiziana, un cantiere pare mal segnalato, la causa di un incidente è costato caro a un ciclista trevigiano.
Cantiere stradale non segnalato ed un ciclista ha rischiato la vita. È accaduto ieri sera sulla statale 51 d'Alemagna, in località La Secca, in direzione del lago di Santa Croce. L'uomo in sella alla sua bici da corsa è incappato nel cantiere aperto per effettuare dei lavori stradali non segnalati correttamente. Così l'uomo è caduto rovinosamente a terra. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all'ospedale di Belluno, dove si trova tuttora ricoverato. La prognosi è di 30 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ponte nelle Alpi. E poi, sempre a Treviso, una violenta aggressione a due 36enni lungo il Put. Accerchiato da una decina di giovani e accoltellato alla testa. La brutta avventura è toccata a un veterinario veneziano che ha rischiato grosso. La lama è entrata nella parte laterale, fuoriuscendo vicino alla tempia. Solo per un caso il cranio non è rimasto lesionato, ma sono stati necessari dei punti. I due feriti sono due 36enni che stavano tornando alla macchina. L'aggressione per una banalità, una lite per una sigaretta a Treviso, a ridosso del centro, vicino al Ponte de Ferro, nello scorso fine settimana. Il veterinario era accompagnato da un amico, un manager trevigiano che ha avuto gravi lesioni al dito. Ha rischiato di farselo strappare a morsi, tanto che non sono bastate le cure al pronto soccorso. Ha dovuto anche farsi medicare al centro malattie infettive per scongiurare infezioni. E tutto sotto lo sguardo sconvolto delle loro fidanzate. I 10 che li hanno presi a botte sono ancora una volta giovanissimi, che al rifiuto di dar loro una sigaretta hanno scatenato tutta la loro violenza finché non è spuntato anche il coltello. Le borseggiatrici bloccate alla stazione di Venezia, ci aggiorna Anna Maria Parisi. Anna Maria. Sì, buongiorno da Venezia, dove fortunatamente ha avuto lieto fine la storia di un borseggio che è avvenuta sabato scorso alla stazione di Venezia, qui in occasione della festa del Redentore. Cos'è successo? Che una turista improvvisamente durante la calca, mentre stava per prendere il treno, si è vista senza la borsa e senza i suoi effetti personali di conseguenza, quindi immediata la chiamata alla polizia, agli agenti della polizia ferroviaria per denunciare l'accaduto, con i poliziotti arrivati subito sul posto che hanno visto due persone. Si tratta di una coppia di nazionalità sudamericana che si stava allontanando in tutta fretta appunto dalla stessa stazione ferroviaria di Venezia. Gli agenti li hanno seguiti, quindi li hanno visti mentre erano intenti addirittura a cambiarsi d'abito in un negozio di abbigliamento proprio nei pressi della stazione ferroviaria. Quindi i due hanno cercato di non sottoporsi ai controlli degli agenti, andando a mischiarsi in mezzo alla folla insieme ad altri 3 connazionali, ma i borseggiatori si sono poi dovuti arrendere ai poliziotti che li avevano circondati nel frattempo. Messi alle strette, si sono decisi i malfattori a riconsegnare anche i soldi contanti alla malcapitata, consentendo quindi alle forze dell'ordine di recuperare anche i documenti della donna, che erano stati abbandonati all'interno del camerino proprio del negozio di abbigliamento della stazione dove si erano cambiati. L'area furtiva è stata riconsegnata alla turista, mentre i responsabili del furto sono stati denunciati in stato di libertà per i reati di ricettazione e furto aggravato. Da Venezia è tutto e la linea può tornare allo studio. Grazie Anna Maria. Subito con Ilaria Marchiori invece la proposta di cittadinanza onoraria ai 4 kosovari, ricorderete, si sono gettati in acqua per tentare di salvare anche gli altri 4 ragazzi nel dramma di Jesolo. Ilaria. Buongiorno da Musile di Piave. Cittadinanza onoraria per i 5 kosovari che si sono tuffati nel canale di via Pesarona tentando di salvare i 4 ragazzi vittime dell'incidente stradale avvenuto domenica 14 luglio. I 5 muratori di Campalto, tutti tra i 30 e i 40 anni, padri di famiglia, erano scomparsi nel nulla dopo aver tentato il salvataggio, gli unici, lo ricordiamo, a tuffarsi nel canale quella notte. Non cercavano certo onori o ringraziamenti, ma sono comunque stati rintracciati dal sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna, che ha pensato ad un riconoscimento importante in accordo anche con gli altri sindaci dei comuni coinvolti, Sandona di Piave e Jesolo. E la cittadinanza onoraria di Musile è sembrata la scelta più opportuna, visto che comunque la maggior parte dei ragazzi coinvolti nell'incidente
era proprio di Musile, e a Musile sono state celebrate le esequie allo stadio dove hanno partecipato oltre 5.000 persone. Il prossimo Consiglio Comunale dunque sarà il 29 luglio, i 5 kosovari sono già stati invitati formalmente a prendere parte alla seduta. Il sindaco ha riunito la commissione per decidere i prossimi passi e l'iter da seguire. Da Musile di Piave è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, ci fermiamo pochi istanti e poi parliamo di bocconi avvelenati che sono costati la vita a un cagnolino e una lite con lancio di fioriere. Torniamo in diretta alla nostra prima edizione. Il cagnolino è morto a Piacenza d'Adige, avvelenato da bocconi lasciati da ignoti nel giardino in cui la bestiola era libera di muoversi. Torna in Bassa Padovana l'incubo dei bocconi avvelenati dopo che un cagnolino è morto a Piacenza d'Adige per aver mangiato una polpetta imbottita di veleno. Qualcuno ha infatti disseminato di bocconi di carne macinata intrisi di una potente sostanza tossica, probabilmente un lumachicida, il giardino di un'abitazione isolata a qualche centinaio di metri dal centro abitato. Il cagnolino della padrona di casa, libero di muoversi in giardino, li ha trovati e ne ha mangiato qualcuno. Inutile la corsa del veterinario, il meticcio è morto poche ore dopo fra atroci dolori. Sull'odioso episodio, che pare non essere l'unico in zona in questi giorni, indagano i carabinieri della compagnia di Este. Se qualcuno ha visto movimenti strani, avverta subito le autorità e le forze dell'ordine. Non so se avessero il pollice verde, ma di certo i protagonisti di questa lite a Schio hanno scelto di lanciarsi poi delle fioriere. Vediamo. Ai carabinieri era arrivata la chiamata dei residenti. In via Pasubio a Schio erano stati segnalati una serie di atti vandalici. Recatisi sul posto poco prima della mezzanotte, i militari hanno ricostruito quanto accaduto: fioriere rotte per strada, il parabrezza di un'auto danneggiato dai cocci. In base a quanto segnalato dai testimoni, i carabinieri hanno rintracciato e denunciato un 26enne di Schio, già noto per precedenti di polizia, che visibilmente alterato al termine della discussione con un coetaneo si era lanciato sulle fioriere lungo la strada. Per il giovane, accompagnato in pronto soccorso per essere medicato, è scattata la denuncia per danneggiamento e getto pericoloso di cose. Il servizio invece della Transcivetta. Scusate, allora è iniziata una settimana che sarà caratterizzata, lo avete già capito, in queste ore da grande caldo. Ieri è stata Treviso, assieme a Rovigo, la città capoluogo più calda del Veneto, con 34 gradi. Le temperature, secondo le previsioni dell'ARPAF, sono destinate ad aumentare nei prossimi giorni. Apice della nuova ondata di calore sarà tra domani e giovedì, con massime che potranno arrivare a 36-38 gradi nelle zone interne della pianura. Bollenti anche le minime, tra i 23 e i 25, con percentuali elevate di umidità che trasformeranno le notti venete in tropicali. Ora la corsa in montagna a coppie, il grande spettacolo nel fine settimana con la Transcivetta. Vediamo. Tra le 1000 squadre a gareggiare sui sentieri del Monte Civetta è la coppia formata dal bellunese e dal friulano Lorenzo Cagnati e Tiziano Moia ad aggiudicarsi la corsa sul tracciato di 23 km con partenza a Listolade e arrivo ai piani di Pezzè di Alleghe. Un percorso tra le Dolomiti, tanto incantevole quanto impegnativo. Le ultime rampe, quelle più dure sotto il Tissi, io ho cominciato a avere dei crampi e lì ho cominciato a avere un po' di fastidio perché la gara era ancora lunga, però ho stretto i denti. Tanta fatica, ma il pensiero è già alla prossima edizione della Transcivetta. Lorenzo qua ha fatto un bel ritmo in salita, poi aveva avuto dei problemi con i crampi e è stato già bravo ad arrivare giù secondo me così e vincerla. Io oggi ne avevo in discesa, ma bisogna provare, bisogna riprovare e vedere. Il record è dura, molto dura. Il Friuli si guadagna il gradino più alto del podio anche tra le coppie miste e nella gara femminile, vinte rispettivamente da Maria Dimitra Teocheris e Giulio Simonetti, e Anna Finizio insieme a Paola Romanin, che si complimenta in primis con il pubblico. Bisogna ringraziare tutte le persone che c'erano su in cima, perché danno una forza incredibile, veramente più bravi loro di noi. Grazie, bravissimi.
Il sogno di Cortina, ne parliamo questa sera 20:10 con l'architetto Ambra Piccin e l'assessore regionale del turismo Federico Caner. Grazie per averci seguito. Tra poco ore 13, ve lo ricordo, insieme a Alice Montagnier parleremo di diabete, sintomia, diagnosi e cura con il dottor Agostino Paccagnella e Stefano Martelossi, direttore di pediatria dell'ospedale di Treviso. Poi ora previsioni meteo per le prossime ore. Grazie, buona giornata. Benvenuti al meteo. L'alta pressione nordafricana punta all'Italia, sulle nostre regioni tempo stabile e in settimana le temperature aumenteranno costantemente. Vediamo il dettaglio di martedì 23 luglio. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna del bel tempo, con ampio soleggiamento ovunque. Il cielo sarà sereno, al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, massime roventi tra 31 e 36 gradi, addirittura picchi di 37 gradi a Rovigo. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo una giornata soleggiata su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi pressoché su tutti i settori, come ci mostra la nostra grafica. Temperature minime tra 21 e 25 gradi, massime in deciso aumento, comprese invece tra 31 e 35 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà asciutto e stabile ovunque. Anche in questo caso le piogge saranno assenti e il sole dominerà la nostra regione. Temperature minime tra 20 e 21 gradi, massime molto calde sui 36 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.